E allora amici del Pazzo Sport con le rotelle, lo sport della pallina nera e vulcanizzata, 26esima giornata, sta per iniziare questa seratona, seratissima, tutti in pista per l'ultima giornata. Tutti giocheranno questa sera 18 aprile alle ore 20:45, quindi andranno in onda Trissino Valdagno, CGC Viareggio, Bassano, Follonica Lodi, Giovinazzo, Grosseto, Breganze, Forte dei Marmi, Sarzana, Novara. Questo è uno degli scontri più interessanti che riguarda la bassa classifica. Vero, non cambia niente perché le squadre hanno già definito la loro classifica. Breganze ultima a 6 punti, anche vincendo andrebbe a 9, non potrebbe agganciare il Castiglione in caso di sconfitta e tantomeno potrebbe andare a prendere a Forte dei Marmi, che è distante la bellezza di 15 punti. Però dobbiamo ricordarci che nell'ultima giornata d'andata Breganze conquistò i suoi primi 3 punti di questa stagione, che arrivarono proprio a inizio 2026 ancora col vecchio allenatore Tiella. Poi la sconfitta successiva portò all'esonero e arrivò l'argentino Nestor Perea, che ora siede sulla panchina di Breganze. Ha portato dei cambiamenti, abbiamo visto un Breganze diverso. Quindi una vittoria, sì, potrebbe essere di Pirro, ma che varrebbe tanto per poi i play-out che proprio Breganze, Forte dei Marmi, ovvero Versilia Hockey Forte e Castiglione andranno a giocarsi. Quindi vincere questa partita vuol dire comunque intimorire psicologicamente l'avversario per le partite di cui attenderemo date e combinazioni. Le date ci sono già. Max, dimmele, quando è che giochiamo la prima? Attenderemo maggio, quindi per i play-out. Intanto entra anche Breganze, accolto dagli applausi del proprio pubblico. Buonasera anche la DJ. Breganze stasera costretta alla seconda maglia, in quanto non poteva indossare la storica rossonera contro la blu-rossa del Forte, di cui andiamo a leggere la formazione. Quindi per Versilia Hockey Forte col 22 Riccardo Ognata, capitano, con il 44 Raffaello Ciupi, con il 4 Thomas Lopez, con il 9 Alessandro Checchetto, con il 17 Piercarlo Cacciaguerra, con il 18 Liam Bozzetto, con il 37 Alex Raffaelli, con il 78 Tommaso Giovannelli, con l'87 David Ballestrero e con il 5 Sebastian Dualde. In panchina una leggenda, Roberto Crudeli. Non devo stare qua certo io a raccontarvi chi è Mister Crudeli. Rispondono i beniamini di casa: 27 Giuseppe Tagliapietra, con il numero 5 il capitano Pietro Agostini, con il numero 1 Marco Todeschini, con il numero 9 Nicola Agostini, con il numero 13 Antonio Tagliapietra, con il numero 19 Gabriel Cairo, con il 27 Giovanni Tagliapietra, con il numero 55 Nicolò Puccinelli, con l'87 Tommaso Volpe e con il 5, l'ho già detto, il capitano Pietro Agostini. In panchina Nestor Perea. Un caro saluto al Coste e Cristian Costenaro, questa sera assente per infortunio, costringe Breganze a portare solo 7 esterni. Le vedete le 7 maglie bianche. Portieri in casacca nera per Breganze, gialla quella del portierone Ignata e del suo secondo Ciupi Raffaello. Quindi tutte le squadre in pista. Trissino ormai al sicuro
con l'ultima sconfitta di Bassano in casa col Giovinazzo, ha precluso a Bassano di vincere la regular season, che anche perdesse questa sera Trissino contro Valdagno comunque chiuderebbe in testa. Valdagno che si gioca il terzo posto con Viareggio. Vediamo un po' se la federazione c'è già accesa il calendario. Eccolo qua, la partita. Quindi Agostini, Tagliapietra Giuseppe, Tagliapietra Antonio, Puccinelli Nicolò, Volpe Tommaso, il quintetto scelto da Nestor Perea. Risponde Crudeli con Gnata, Lopez, Dualde, Bozzetto e Ballestrero. Piccoli nomi sulle casacche di Forte. Parte da dietro Dualde, Bozzetto, Ballestrero, recupera Volpe, scivola, riparte, tiene la palla, la difende ma più veloce poi a portargliela via. Ballestrero, fisicità di Ballestrero che va a chiedere scusa a Puccinelli, deve averlo colpito sulla caviglia, batte il piede Puccinelli per riattivare la circolazione. Sofferente, sportività, fair play tra i due, si battono la stecca, Ballestrero è andato subito a chiedere scusa. Ballestrero, Dualde, Lopez, Ballestrero. Al volo il tocco per Dualde, niente di fatto. Recupera Tagliapietra Antonio. Tagliapietra dietro per Agostini, dietro porta, si nasconde, non si libera nessuno. Costretto Agostini a metterla in mezzo, bello! Bello il gioco di Pietro. Palla in mezzo di nuovo di Tagliapietra, niente di fatto, riparte, perde una pelle la palla Lopez, recupera Tommy Volpe, Puccinelli, torna indietro, riparte da Pietro L'Acceso, come piace chiamarlo a me. Puccinelli dietro porta, Pietro cerca di liberarsi, non è Puccinelli ma è Tagliapietra con il suo 13, il fratello più giovane. Riparte Bozzetto, Bozzetto marcato a vista. Lopez, finta di tiro, si porta in mezzo. Ballestrero, niente di fatto, finisce sui pattini, non si intendono Pietro e Tommaso, poi recupera la palla, Volpe, va dietro porta. Bozzetto, Ballestrero, ancora Bozzetto, si porta in mezzo Liam, la palla non si vede del spassaggio Ballestrero, poi la palla viene spazzata via dalla stecca di Giuseppe Tagliapietra. Ancora Lopez, giro dietro porta, non riesce a liberarsi Dualde, ci va in mezzo Bozzetto, Lopez, Bozzetto, niente di fatto, esce Tagliapietra per Agostini, va su con Puccinelli, si tira, si accentra, la palla tocca il pattino di Lopez, si impenna ma la palla è ancora in campo, la recupera ancora Ballestrero, suggerisce veloce per Dualde, però non riesce a centrarsi verso la porta, lascia la palla a Lopez, preferisce dare in mezzo Dualde, la palla fuori per Ballestrero, David Spagnolo. Ballestrero con l'attivo 17 gol, il più proficuo dell'hockey Versiglia, hockey forte. Ancora Ballestrero, Bozzetto, boom, che bomba!
frontale tra Davoli e Bozzetto. Non si sono visti. Lo ha quasi abbracciato Davoli per tenerlo in piedi. Bozzetto, Ballestrero. Ballestrero, Bozzetto, fa girare bene la palla, l'hockey forte. Va indietro, due giovani a confronto. Antonio 2007, Bozzetto 2005. Bozzetto provenienza Montecchio Precalcino, quindi arriva dall'hockey vicentino. Liam, Puccinelli, Tagliapietra, Antonio. Antonio anche lui forte, 6 gol. Tagliapietra dietro porta, addormenta un po'. Finte contro finte per Antonio, ma non riescono ad avere idee finché tocca uscire ad Agostini. Cercano di un'idea. Agostini, bravo, però Gnata, ricordiamoci, di là c'è Ricky Gnata, fino all'anno scorso, fino al 22 settembre come il suo numero maglia, portiere della nazionale. Non uno facile da superare. Bozzetto, palla in mezzo, non aggancia. Ballestrero, la palla simile davanti al giovane portiere di Breganze, poi recuperata dal fratello Antonio che prende velocità, va in mezzo Antonio, bomba sui pattini però di Dualde, potenziale contropiede ma si smorza, rientra tutta Breganze, tiro, oh, la palla rimane lì sul gomito di Tagliapietra Giuseppe, poi la recupera Volpi. Già passati 6 minuti, 360 secondi di questa prima frazione di gioco, in questa contesa tra l'ultima e la terzultima della stagione 25-26 della massima categoria. Ricordiamo l'andata, vinse Breganze in quel di Forte, 4-2. Forte qua per prendersi la rivincita e consolidare il suo comunque terzultimo posto. Neanche Forte può agganciare Giovinazzo che si è involata, messa al sicuro. Pronta la squadra pugliese per la stagione 26-27. Avanti Bozzetto, tiro da fuori misura proprio. È uscito un buon metro alla destra di Tagliapietra. Puccinelli anticipato da Lopez, alla meglio Lopez, esce Puccinelli, mette in mezzo Dualde, velocissimo Antonio Tagliapietra, li porta via la palla, va su quella Agostini, Tagliapietra alza e schiaccia, intercetta Ballestrero, la palla però ancora per Breganze. Bel momento di gioco dei ragazzi di Nestor Perea. Puccinelli doveva tentarla subito di prima, una bella staffilata di prima, poteva impensierire Gnata, a cui adesso rimbalza la palla sopra la testa, prima gli passa poi torna indietro. Ricchi con una guantata la mette fuori gioco. Bozzetto li mette in mezzo Dualde, rischio, era sembrata quasi un po' veemente l'azione di Volpe. Ancora Volpe, cambio. Antonio Tagliapietra lascia posto al bomber di Breganze, Gabi Cairo col suo 19. Per lui quest'anno tutte le presenze, mai assente. E con l'attivo ben 16 gol. Taglio in mezzo per Cairo, niente di fatto per Pietragostini che sliscia la palla. Ora anche l'appoggio di Ballestrero su Lopez è troppo profondo, devono subire i 5 secondi. E arriva anche il primo time out chiesto dalla panchina breganzese. Primi quindi scarsi 9 minuti di gioco, anzi sono 8 minuti e 20 trascorsi di questo primo tempo.
dove le squadre si sono sostanzialmente equivalse. Magari si è giocato un po' più nella metà campo di Breganze, però i portieri non hanno corso rischi da nessuna delle due parti. Quindi primo time out chiesto dalla panchina rossonero, che stasera è bianco-grigia. Tanto si sono riempiti gli spalti del Palaferrarin, di Viale Ferrarin. Tornano in porta Gnata e Tagliapietra. Si riprenderà con una palla alla destra di Ricchignati in favore di Breganze. La domesticano Cairo e Agostini, scambio doppio dietro porta. Ora si cercano e spesso il Breganze trova questa iniziativa con l'uomo nascosto dietro la porta a cercare il compagno che si libera in area. Ora è Volpe, sta affilata da fuori, non può sorprendere Ricchignata. Ora la palla è recuperata da Ballestrero. Liam Bozzetto qua sotto di noi, Bozzetto. Ballestrero, Bozzetto. Bozzetto c'era luce per il tiro, però ha visto piazzato Tagliapietra. Bello il taglio in mezzo per Dualde. Sebastian era uscito bene. Tagliapietra non aveva permesso nessuna deviazione a Sebastian, argentino, 16 gol, primo anno a Forte, cresciuto nell'Huracan, da cui prende il nome anche una sportivissima auto made in Lamborghini. Lopez, tiro da fuori, risponde pronto Tagliapietra, che però si era sbilanciato in avanti. Lopez velocissimo, minuto e veloce, si nasconde anche lui dietro porta alta e schiaccia. Dopo la ribattuta del guantone di Tagliapietra sull'alza schiaccia di Lopez, la palla era finita a Dualde, tiro di Dualde, risposta di Tagliapietra. Già autore di 4-5 interventi degni di nota. Agostini, Volpe, Agostini. Solo un cambio nelle file del Breganze, invece sì, giustamente, attenzione perché ha sbattuto un po' la faccia Pietro, scivolando è andato di faccia a terra. Sportivissimo Lopez, va a vedere, ma non era colpa sua, è che Agostini, per spendere il fallo e non far ripartire il contropiede, deve uscire Agostini adesso. Agostini che viene mandato in panchina da Brambilla perché ha la maglia sporca, sangue sulla maglia. Deve cambiare la maglia Agostini? No, non credo. Anche perché non penso che a questi livelli abbiamo le doppie maglie uguali con lo stesso numero e nome. Bello il tiro di Dualde, che si scusa con Bozzetto per non averlo visto fuori, appostato. Ora, dicevo, nessun cambio ancora per Mister Crudeli Roberto. Tagliapietra, Cairo, Gabi Cairo prova il giochetto, lo chiude, Dualde recupera palla, riparte sulla destra. Lopez tenta il blocco, niente, poi preferisce andare più veloce. Ballestrero, un armadio a 6 ante, il più fisicato in campo, alto e nerboruto. Attenzione Lopez, mette in mezzo Dualde, non riesce alla correzione. Dualde anche lui
forte di 16 gol. Duhalde e Ballestrero, solo loro due, 33 gol. Lo seguono Lopez, quindi trazione Spagna-Argentina per i 44 gol in 3 di questi 3 uomini. Due argentini, uno spagnolo e un montecchiano, un precalcino in campo per forte. Trazione di 3 rossoneri made in Breganze con l'aiuto dello spagnolo Gabriel Cairo. Taglia pietra, legge tutto Bozzetto, la palla rimane lì, niente di fatto, scontro, può ripartire Lopez, appoggia su Duhalde, 3 contro 2, troppo profondo, il tiro di Duhalde, la palla non si capisce niente, non è gol, l'arbitro dice che non è gol. Palla alta, vediamo nel replay, no, la palla in effetti ha toccato la traversa. E poi è stata fischiata palla alta, ma non era entrata. Almeno da quanto che ci è parso dal replay, la regia, tutta a trazione Max Kulkasi. Cairo fa tutto da solo. Poi devo schivare la porta di Ignata come fosse Gustav Töni nel Super G. Agostini è ancora in panchina, deve aver battuto il naso, smoccolato sulla maglietta, perché Brambilla gli faceva segno della maglietta. Ragazzi, che dorsali, Antonio Tagliapietra, che ora gioca con la palla in mezza trema. Troppo, oh, Tagliapietra, no! Se la mangia questa volta Antonio, poteva inventarsi qualcosa di più. Forse intimorito dal portierone Richignata, ha cincischiato un po' troppo con la pallina finché è uscito fuori misura. Ghiotta occasione per il Breganze. Made Cairo, Tagliapietra Antonio. Attenzione. Crudeli si è arrabbiato tantissimo mi dicono che Crudeli reclama un rigore, ovvero fallo in aria, rigore fallo in aria. Però niente di fatto per Brambilla, che non è della stessa opinione. Arriva il time out chiesto da Crudeli. Rimaniamo sullo 0-0 su queste due strade. Ciao Marco. Salutano Marco. Non è la prima volta. Abbiamo dei problemi audio, quindi non riusciamo a deliziare la platea con la musichetta, quindi ascolteremo i time out e le tifoserie. Colgo l'occasione anche per mandare un saluto e un caloroso abbraccio a Fausto. La gente di Breganze sa. Ciao Fausto, ti aspetto qua sul palquet del Pala Ferrarin, sempre più forte. Quindi si riprenderà da cosa? Dalla porta di Tagliapietra che presenta dei problemi. Fascetta per la rete di Tagliapietra. Siamo a fine stagione, si sta rompendo tutto. Anche Nestor ha da dire i suoi. Rientra Pietro Agostini, va a riposarsi Tagliapietra Antonio, il più giovane. Ho imparato che Antonio è il più giovane dei 3 fratelli. Giuseppe Giovanni Antonio. Perdiamo un po' di tempo per riparare la rete che mostra i segni del tempo. Tutte le bordate che si sono insaccate nelle porte del Pala Ferrarin.
Gli arbitri hanno fatto arrabbiare per 2 volte mister Crudeli Roberto. Uno per un gol che diceva che doveva esserci con la pallina, che avrebbe dovuto superare la riga, però il punto di vista degli arbitri era molto migliore. E poi per un sospetto fallo in aria. Partono i tamburi qua al Palaferrarin, tamburi animati da un giovane atleta delle giovanili vestito con il logo del Leone Breganzese. Deve essere bello grande il buco che si è fatto nella rete, perché ancora stentiamo a ripartire. Allora intanto sicuramente lo fate anche da casa, ma ve lo dico anche voi: Trissino 1-0 su Valdagno, CGC e Bassano 1 pari, Lodi vince a Follonica 1-0, Giovinazzo e Grosseto sono in parità come Breganze e Forte dei Marmi e come Sarzana e Novara. Quindi in questi primi 20 minuti, dalle 20:45, avete potuto apprezzare 4 gol. Tutti gli altri fermi sullo 0-0 in questa serata, tutti in campo. L'ultimissima, la 26esima. Posizione abbastanza ormai definite, come detto, nelle ultime 3 nulla può succedere. Trissino si è già aggiudicata matematicamente settimana scorsa al primo posto. Ci si gioca il terzo tra Valdagno e, se non vado errato, CGC. Torniamo in campo. Pietro Agostini commette fallo per farsi largo all'interno della difesa del Versilie Hockeyforte. 2 anni fa vittoriosa nello scudetto, come Ale Bertolucci, come lo chiamo io, il mister dei mister. Lopez, Bozzetto, ancora Ballestrero e Dualde, quindi nessun cambio ancora nelle file del Versilia Hockeyforte. Bozzetto, Ballestrero che bomba da fuori, forse impatta proprio sul suo compagno Sebastian Dualde. Recupera Breganze, Puccinelli, scarica dietro su Pietro Agostini, in panchina anche il fratello Nicola. Bomba, leggignata, guantone e stecca, non guantone, scusate, gambale e stecca, fuori misura il tiro di Dualde, non deve neanche muoversi Giuseppe Tagliapietra, ancora Agostini sotto le gambe, scarica dietro da Puccinelli, Agostini, Tagliapietra, Giovanni, Agostini spara su Lopez, prova a ripartire il forte, 2 contro 3, Lopez preferisce tornare indietro, ripartire da Ballestrero, da cui partono tutte le azioni. Ballestrero, palla a velocità, curvatura, ovvero palla potentissima o tiro potentissimo, ma fuori misura. Questo invece è centrale. Dualde non può impensierire Giuseppe Tagliapietra, l'estremo difensore di Breganze, che comunque sotto il casco l'ho visto fare anche questa. Ancora 0-0, 9 minuti e 18 da giocare, 640 secondi, anzi no, 573. Agostini, Puccinelli, niente di fatto, regala la palla a Lopez, Bozzetto, Dualde, Bozzetto la tiene lui, Lopez, Ballestrero, Bozzetto, non ho capito se la palla l'ha deviata alla stecca del numero 5 Dualde o il gomito rapidissimo di Giuseppe Tagliapietra, l'arbitro portiere.
anzi portiere e arbitro. Non voglio dire che sia più bravo come portiere che come arbitro, sennò poi quando arbitra le nostre giovanili me la fa pagare. Allora torniamo in campo, dietro porta si nascondono Cairo e Puccinelli. Puccinelli ci prova, alza e schiaccia, la palla rimane lì. Gnatta spazza, recupera Cairo, ancora Puccinelli, Cairo, bomba, ma impatta su Lopez che lo porta dietro porta ancora. Ci prova Cairo in mezzo alle gambe, ma è fuori misura, comunque chiudeva tutto. La luce richignata. Balestrero, Bozzetto. Strano non vedere neanche un cambio in una partita di Serie A1 dove si corre e si ansima. Ora al cancelletto vediamo pronto un cambio. A vederlo da qua è Ale Checchetto, giovane formazione Trissino, che l'anno scorso ho avuto il piacere di commentare a Montebello. Ale Checchetto che entra e poi torna subito alla balaustra in quanto è arrivato. E ho sbagliato, non è Checchetto Alessandro, si assomigliano. Era pronto ed è entrato Giovannelli Tommaso, Midi invece in Forte dei Marmi, classe 2009. 2009 signori, parliamo quindi di un ragazzo che quest'anno fa 17 anni e che entra in una partita di 1, già massima categoria per lui, Giovannelli Tommaso. Da lontano sto guardando Checchetto, si assomigliano, mi perdonerete, non avevo visto il numero. Quindi col 78 entra, e lo ripeto, Giovannelli Tommaso, è andato a riposarsi Dualde. Quindi Giovannelli, Bozzetto, Balestrero e Lopez. Però esce anche Lopez proprio adesso per dare spazio a Raffaelli Alex via Reggino. Quindi doppio cambio. Bozzetto, bravissimo, salta, non chiede il rigore, che fair play, ora riparte, taglia pietra giovane, simile la palla, poi sparisce nel cielo di Breganze e deve essere sostituita perché si è incastrata nel controsoffitto e mai più la vedremo. Andare a recuperare una palla lì è praticamente impossibile, sono come delle culle quelle montate sul cielo del Palaferrarin. Si riparte con un ingaggio a centrocampo. La palla finisce nell'angolo, recupera Ballestero, palla veloce, vediamo se anticipa Puccinelli, no, c'era arrivato prima Giovannelli. Poi la palla è per Raffaelli. Allora Puccinelli, Giovannelli, Raffaelli, mi perdonerete se la mia lingua andrà a sbattere da qualche parte. Bozzetto. Giovannelli, Raffaelli. La palla rimane lì, ho sentito il ding del palo sull'accompagnate di Giovannelli. Tommaso. Agostini, Puccinelli. E i ragazzini urlano volemo il gol. 10-11 anni per questi bambini innamorati del nostro pazzo sport dei pattini a rotelle. Cambio Cairo, no, la palla rimane lì, non si intendono però Cairo e Tagliapietra. Si guardano un po' sconsolati. Ancora Tagliapietra, prende velocità, no, va a sbattere su Giovannelli, poi recupera, palla fuori per Raffaelli. Bozzetto, Giovannelli recupera però Puccinelli
Cucinelli, niente di fatto, alla meglio Bozzetto, però la palla rimane a Cairo, ovvero a Breganze. Agostini, Cairo, cambio Giovannelli, Volpe. Rientra Tommy Volpe, stasera non c'è il fratello più piccolo, Jacopo. Cairo va giù dietro porta, mette in mezzo, ma direttamente sognata. Raffaelli. Ancora lui, Raffaelli. Ballestrero, Bozzetto. Volpe per un attimo. Ancora Raffaelli. Raffaelli tenta di andare veloce in fondo, poi viene abbattuto da Cairo. Situazione falli. Breganze 4, vediamo se va a 5. Non avevo visto se il tabellone ragionato, no. 4 falli, Breganze 1 Forte. Partita sostanzialmente corretta. Bozzetto, Giovannelli, Bozzetto. La palla si impenna, la perde di vista Bozzetto, la ritrova, difende sulla balaustra, riesce a liberare benissimo, ma sono arrivati 45 secondi. Per la prima volta in questa partita non è usuale sentire la sirenetta dei 45 secondi. È capitato adesso a Forte, reo di aver trattenuto la palla, ovvero giocato con la palla senza andare al tiro, per 400. Lo stavo dicendo, 450 centesimi di secondo. Ale ancora, Bozzetto, alta e schiaccia, la palla rimane lì, niente di fatto, si gioca, attenzione. Succede un po' di tutto, si chiedono scusa. Giovannelli, non sono riuscito neanche a commentarla dall'emozione. Il giovanissimo Tagliapietra, a tu per tu cognata. Ora il fratello maggiore respinge dall'altra parte, palla per Ballestrero, Bozzetto, attimi concitati della partita, Bozzetto gli dice di no, Volpe, la palla si impenna, finisce nella rete di contenimento, è tutto da rifare. Tagliapietra chiede un mini time out per pulirsi la visiera, battuto il 5 con Giovannelli con cui si era scontrato. Felloni Calodi, 2 pari. Ancora parità CGC Bassano, sempre 1-0 Valdagno. Si sblocca anche Sarzana in favore di Sarzana, 1-0. Rimangono sullo 0-0 Giovinazzo Grosseto e Breganze Forte di Maro. Si può riprendere nel corner, come si diceva una volta nel calcio, nel corner d'area, difesa da Tagliapietra, alla sua destra ripartito Bozzetto, Raffaelli, Ballestrero, Giovannelli, Raffaelli, Bozzetto, Raffaelli, Ballestrero, Giovannelli, Raffaelli, tiro da fuori, legge bene Tagliapietra, non riesce a conciare, ma la palla rimane lì, è recuperata da Antonio Tagliapietra, finta, si porta, libero, richignata in spaccata, va a chiudere tutto lo specchio e dice di no al giovane Tagliapietra, tutta l'esperienza di un portierone. Ancora però stavolta Cairo, non riesce la deviazione, perde il controllo della palla, recupera Bozzetto. 2 secondi, 2 minuti e mezzo. 150 secondi, Agostini, tiro da fuori, la palla, attenzione, no, Ballestrero non l'ha colpito in testa, finisce a terra. Agostini, attenzione, si becca un warning, Ballestrero sicuramente per le proteste in faccia a
Davoli che è molto delicato, permaloso, non gli puoi dire niente, scatta il giallo. Quindi silenzio alla voce di Boskov, arbitro è, sì. Fallo è quando arbitro fischia. Litigano nel corner, alla fine alla meglio, ovvero il fallo è in favore di Giovannelli, quindi del Versigliao che è forte. Ballestero lascia Bozzetto, loro due non sono mai cambiati. Dall'altra parte invece una girandola, sono tutti entrati e usciti. Attenzione, vanno a sbattere, niente di fatto, non c'è fallo. Raffaelli in mezzo per Giovannelli, niente di fatto, va troppo in là. Ballestrero, Bozzetto, Raffaelli, Ballestrero, Bozzetto, Giovannelli in mezzo, tu per tu col portiere, perde il tocco, Giovannelli si mangia una ghiotta occasione, disperazione sulla panchina di Forte, intanto anche Ballestrero aveva tirato un missile terraria da fuori, pronto taglia pietra, attenzione Antonio taglia pietra, mette in mezzo Tommaso Volpe, ancora Agnata, Volpe fa il giro, c'è ancora tiro, Agnata c'è, Ricky Agnata, 22 presente, addirittura si prende un giallo. Warning anche per il giovane Taglia Pietrantonio. Non ho capito bene perché, forse è protestato da terra. Simulazione. Sotto gli occhi dell'arbitro Davoli Andrea. Raffaelli. Però Agostini ci mette una pezza a Bozzetto, palla ancora fuori. Quindi niente di fatto, ragazzi, 55 secondi e 70 ci separano dalla fine di questo primo tempo a reti inviolate. Agostini, un po' spinto, dice niente. 46 secondi, no, prendere il gol adesso. E no, la palla supera la porta, rimane lì. Ingaggio a 2, la palla era finita? No, palla per Forte. No, ingaggio a 2. Nell'angolo a destra di Tagliapietra, 40 secondi e 42 per andare al tiro. Forte proverà a giocare tutta la tempistica. Guardate come Raffaelli guarda i cronometri, più in basso quello dei 45, sopra quello che decreterà la fine del primo tempo. Palla fuori per Raffaelli, Bozzetto tiene la palla, l'appoggia a Giovannelli, bomba da fuori di Ballestrero, 13 secondi, riparte il conteggio di 45, ma la palla è per Breganze, 10 secondi, Agostini non con troppa convinzione, bomba da fuori, Sibila, toccata da qualcuno, 3 secondi, prova da lontano, niente di fatto, la palla ancora in campo, all'ultimo secondo, cosa rischia Breganze, gli va bene, finisce così, i primi 25 minuti, fine primo tempo, 0-0, reti inviolate qua a Breganze, come anche a Giovinazzo, il Valdagno sta perdendo, mentre sta pareggiando il Viareggio, che adesso andrebbe di un punto al terzo posto, lasciando Valdagno al quarto. Andiamo in pausa anche noi, ci sentiamo tra poco. A tra poco.
attenzione, il tiro e il gol di Gimenez, il gol di Gimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
E allora siamo pronti? Sì, siamo pronti. Tutto pronto per questi secondi tempi. Tutto acceso l'albero. Follonica deve essere già iniziata 3-2. Viareggio Bassano 2 pari, Tressino ancora 1-0. Questo è l'unico campo ancora a reti inviolate perché anche il Giovinazzo ha segnato sul Grosseto. Volpe, Cairo, Puccinelli, Agostini contro il quartetto del Forte che aveva iniziato il primo tempo, ovvero Dualde, Bozzetto, Ballestrero e Lopez. Puccinelli, nonostante reti inviolate, è stata comunque una bella partita, bella anche piena di occasioni. Fuori Cairo, non sono questi tiri che possono impaurire, impensierire colui che fino all'anno scorso difendeva la porta azzurra. Bozzetto non trova spazio, Lopez, Dualde, Bozzetto, Lopez, dietro ancora Bozzetto. Diamo onore anche al terzo uomo, terzo arbitro al banco cronometristi, Oripoli Marco. Oppa, taglia Pietro, chiude su Lopez, bello l'intervento di Giuseppone. Il più vecchio dei fratelli, ma ancora ormai è troppo scoperta l'area di Breganze. Speriamo che i ragazzi di Nestor Perea siano rientrati con la testa. Non è la prima volta che fanno un super primo tempo. Attenzione Agostini, esterno, non della traversa, va colpito l'arco, va provato a far sedere Gnata. Lopez da fuori, taglia pietra, Puccinelli adesso, Agostini, Cairo, niente, sporca la palla Lopez, possono ripartire, potenziale 3 contro 2, torna anche Pommi, Volpe, bomba di Lopez, non riesce a leggerla, taglia pietra dall'altezza del dischetto, Lopez segna il gol che sblocca il risultato. Lopez che si porta a 12 gol, ecco qua il replay. Potenziale 3 contro 2, nessuno va a chiudere la traiettoria. Una bomba nel 7. Non ci arriva il buon Giuseppe Tagliapietra, è rimasto un po' impietrito. Tanto per il gioco di parole. Quindi Breganze va sotto. Puccinelli, non devono farsi distrarre. L'avevo detto subito, erano rientrati con un piglio meno piglio. Gli uomini di casa, un po' troppa libertà per gli uomini della Versilia. Puccinelli, prova l'alza, schiaccia, no! Peccato, passa un filo da Cairo che poi viene spalmato sulla balaustra. Situazione falli, 5-4, 5 Breganze, 4 Versilia che forte. Tommy Volpe, fuori per Puccinelli. Agostini, Puccinelli, Volpe, Puccinelli, Agostini, triangolo magico, parte Agostini, niente, torna indietro, riparte da Puccinelli, blocco, va dentro Puccinelli, palla in mezzo, bello Cairo, meritava di più, ma la palla arriva bassa tra le gambe del portiere Gnata, Richignata, si schiantano. Dice, hanno investito l'arbitro Davoli, poverino, è arrotato, fosse stato più lesto a saltare.
Invece no, non si fa niente. Bozzetto che si schianta sulla balaustra, ci lascia la punta del piede Davoli. Puccinelli, si riparte. Agostini, il capitano di Breganze, non indossa la fascia, ma è lui, a meno che non abbiano dato ancora la fascia al Paste. Andiamo a vedere la partita e andiamo subito a dire no, il capitano è Pietro, senza fascia, capitano senza fascia. Lopez, Bozzetto alza la testa, accende il radar, niente di fatto, si accende la spia di Ballestrero, bomba da fuori, pattino di Dualde. Cairo, si ferma, alza la testa, riparte da Volpe, centro, ancora Cairo. Cerca la profondità Gabi, niente di fatto. La palla finisce a Puccinelli, gliela passa dietro porta, fa il giro. Agostini, il suo tiro tocca qualcosa, si impenna, la rete restituisce la palla, no! Cairo, ghiotta occasione, sporco la deviazione di Cairo che permette a Gnata di rimanere sugli scudi e respingere quella che era stata una bellissima azione, un bellissimo passaggio filtrante. Poco fortunato Cairo, poco preciso, decidetelo voi. Il risultato è quello che Breganze rimane a 0. Bozzetto chiude, taglia pietra, palla nella rete. Mandami un fischio quando vedere play. Peccato, eccolo qua. Guardate, parte Cairo, il tocco, la palla è sporca. Non riesce a freddare Gnata. Riparte Breganze sull'asse Volpe-Agostini. Perde palla su Ballestero, ripermette a Dualde di partire, però Dualde deve fermarsi. Ballestrero ancora, l'autore del gol Thomas Lopez, spalmato sulla balaustra. Sesto fallo di Breganze. Lopez, Bozzetto e Ballestrero, gli unici a non aver mai lasciato il terreno di gioco, né nel primo né in questo secondo tempo. Tiro ora di Dualde, non ci casca, taglia pietra, chiuso il suo spigolo. Puccinelli e Volpe, la palla rimane, non arriva a Volpe, peccato. Lopez, c'è il gol. Lopez coglie Dualde da solo e dopo aver sbagliato una ghiotta occasione nella ripartenza, Breganze viene punita e va sotto di 2 gol. Vedete qua la ripartenza, va benissimo Dualde, si libera tutto solo, dimenticato davanti alla porta. Incolpevole, taglia pietra. Breganze deve crederci, continuare. Ci vorrebbe subito il gol per tenere alta l'attenzione. Alta. Altro filtrante sull'asse Lopez Dualde. Lopez. Ballestrero Lopez. Bozzetto. Niente da fare, la palla attraversa, però finisce di nuovo a Lopez. Si accende il semaforo verde per Breganze che chiede il time out. Deve ripartire Volpe, va con Cairo, bomba! Ma sparare addosso a Gnata non è un'idea che può portare a frutti.
frutti fruttosi. Agostini veloce dietro porta, si nasconde in attesa che qualche compagno provi a liberarsi. C'è Tagliapietra Antonio appena entrato, è andato a riposarsi Puccinelli. Agostini finisce a terra Lopez e Volpe di nuovo in piedi, si riparte. Tagliapietra Antonio, blocco Agostini, cerca di passare, scarica su Antonio, la palla è ancora da Antonio. Tagliapietra, prova in mezzo a due, perde la palla, esce Lopez veloce ma è da solo, deve aspettare i compagni, torna indietro, scarica su Bozzetto. Liam, Ballestrero, autentico regista nella squadra della Versilia. Riparte ora Tagliapietra Antonio, fuori misura. Ballestrero. Diciamo che per i valori visti in campo ci potrebbe stare sì il vantaggio di Forte, però anche un gol di Breganze ci starebbe bene. Questo è un anticipo dei play-out, squadre quindi che studiano, che dovranno rincontrarsi nei play-out. Forte è terzultima. Tra lei e Breganze c'è Follonica a 10 punti al sicuro al penultimo posto. Come detto all'inizio, partita o vittoria di Pirro per entrambi, perché non vale niente ai fini della classifica, neanche degli incroci. Bozzetto, mette in mezzo, la palla recupera Pietro, è tutto solo Lopez, Lopez, porta bene largo Pietro. Agostini non gli lascia lo spazio per il tiro. È un'ora che è acceso il semaforo verde da parte della panchina di casa, ma non c'è tregua, non c'è time out, non c'è respiro. Bello il tiro, ho letto comunque Dagnata che lo accompagna col volto e col casco, col movimento del casco più che col gol. Ancora Tagliapietra, Agostini, Cairo destra-sinistra, finta, niente di fatto. Non trova la via del gol la squadra di casa. Si riprova fuori con Agostini. Bomba, si impenna, niente di fatto, la palla torna giù. La recupera Tagliapietra. Cairo. Cairo guarda Davoli come per dire non hai visto. Deve aver preso una steccata. Agostini, Cairo, Tagliapietra, prova a mettere in mezzo. Bozzetto, accende il radar, alza la testa ma con calma. È sopra 2-0. Cambio intanto. Andiamo un po' a vedere nella panchina che si sta asciugando Lopez. È entrato come nel primo tempo il 78 Giovannelli. Non c'è stato ancora spazio per Checchetto e Cacciaguerra. Bello era, indirizzato bene Magnata. Che te lo dico fa il portierone ex nazionale, ex per scelta, ha abdicato il 22 settembre 2025 ai mondiali di Novara nella finalina contro il Portogallo, vinta dall'Italia, classificatisi terza. E finalmente arriva il time out che aspettavamo da circa 5 minuti. Me lo prendo anch'io. Ci vediamo, ci sentiamo tra poco.
Doppia sirena, tutti in campo. Sei a 4 i falli, siamo a 1 minuto dalla perfetta metà del secondo tempo. Forte conduce 2-0. Breganze preme per rientrare e non subire il gol che affosserebbe un po' le speranze di vittoria degli uomini di Nestor Perea. Cairo usa la sponda per rimbalzare, ripartire, nasconde la palla, ma non ci prova Sugnata. Agostini da fuori, aggancia, taglia Pietro, niente di fatto, possono ripartire per Bozzetto, tiro ma ci mette anima e corpo Agostini, la palla rimane, esce fuori dal campo, recuperata dagli uomini della pronto soccorso, del pronto intervento, della medicina, gli infermieri, insomma. 4 dotati di barella questa sera, speriamo che rimanga lì. Bozzetto, Agostini torna indietro, cioè Bozzetto era tornato indietro a Dualde ancora Bozzetto, scivola Bozzetto, riesce a difendere la palla, no, riparte Breganze, Agostini in mezzo, Agostini, gol! E c'è il gol di Pietro Agostini, il nostro capitano, accorcia le distanze, Pietro, Agostini, Pietro, nulla può, il portierone Gnata sul fendente, ripartito benissimo, bravo, taglia Pietra per l'assist, guardate, ripartono velocissimi, taglia Pietra, aspetta l'assist, nasconde la palla, la mette nel 7. Quello che avevamo chiesto, un rientro di Breganze per riaccendere la partita, avviene esattamente alla metà del secondo tempo. Breganze accorcia le distanze, rientra in partita. Fuoco e fiamme al Palaferrarin, vogliamo una partita accesa fino all'ultimo. Riparte forte. Bozzetto, Dualde, Sebastian col 5. Bozzetto non riesce l'aggancio a Ballestrero che poi rimette in mezzo, fuori Dualde da fuori, dove l'ha messa, signori, una bomba dalla 3/4, finisce nel 7 e butta subito una secchiata d'acqua sulle fiamme appena accese da Pietro Agostini. Davvero bello, guardate da dove ha tirato, quasi fuori misura, finisce nel 7, sbatte sul 7 e si insacca, si schiaccia per terra. Chapeau a questo missile terra-aria, palla, velocità, curvatura. Imprendibile, una cannonata che si schiaccia nel 7 e finisce a terra. Peccato, sono passati davvero 20 secondi. A Breganze non aveva fatto ancora tempo a spiegare le ali cioè a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo appena spiegate, bella questa metafora, che il Dualde è autore di una doppietta. Fredda, le ambizioni di Breganze che torna a 2 gol da recuperare. Ma stiamo parlando di uno sport in cui la pallina viaggia a velocità supersonica da una parte all'altra, dove i gol si fanno in frazioni di secondo, come questo di Pietro Agostini, che subito la rimette in discussione. Pietro, l'uomo partita di Breganze, non fa neanche in tempo, altri 20 secondi, signori. 3 gol in 1 minuto, cosa stiamo vedendo? Max, volevi una partita, volevi gol per gli highlights ed eccoli qua. Guardate Pietro, si sposta, si nasconde, pelo dell'aria, fendente a fil di palo e nulla Gnata può, o nulla può Gnata, mettetela come la volete. 3-2, 7 falli per Breganze, 4 per Forte, attenzione Breganze ai falli. 2 bellissimi gol, sì, quello di Dualde era veramente una bomba da fuori.
ma Pietro se l'è proprio cercata, si è spostato, ha cercato la luce, ha alzato gli occhi, ha acceso il radar, il target alla Top Gun, ha visto lo spazio, boom, l'ha messa lì. Quindi Breganze c'è, Breganze ancora in partita. Ricordiamo, sì, una partita che non vale nulla per la classifica, ma quanto conta per l'onore, quanto conta per i play-out. Sarà questa una delle partite da cui si deciderà chi retrocede nella mini categoria, nella categoria più piccola A2. Quindi vincere oggi, farsi vedere, è comunque di peso. Certo, una vittoria di misura non andrà a scomporre le convinzioni di entrambe le squadre, che sono consce e convinte di potersela giocare e lo stanno dimostrando. Tocco su Antonio che perde la palla, permette a Ballestrero di andare al tiro, legge tutto, taglia pietra, Pietro, Agostini ora, Puccinelli, tiro da fuori di Puccinelli, la palla finisce nella mischia del centro area, niente di fatto, la recupera Tagliapietra, non una seratona del giovanissimo Tagliapietra, qualche controllo sbagliato di troppo, la serata no, ci sta. Agostini che coi 2 gol di stasera, 17, supera Cairo e diventa il bomber di Breganze. Da fuori ci riprova ancora Pietro, ora palla domesticata da Antonio Agostini ed Antonio Tagliapietra si gira, niente di fatto, scusate, è giù Giovanni Tagliapietra. Ora Antonio litiga un po' con la palla, è rientrato Lopez, si spintonano. Lopez c'è libero dall'altra parte, Durante, esce Tagliapietra, bello libero. I 2 fratelli non riescono però a confezionare una partenza veloce, Gnata rimane lì, attenzione alla palla, va veloce. Altro, giocano a tennis i portieri qua, il palla Ferrarino, dai, palese, a me basta, palese la spinta di Ballestrero, qui ci vorrebbe il VAR, vogliamo il VAR. C'è stata un'accompagnata, grande la regia di Max che ha mandato subito il replay di questo potenziale penalty. Ci sarebbe stato un check penalty potentiality. Cairo bomba, finisce sul pattino di Giovannelli. Time out chiesto da Forte. Me lo prendo anch'io che ho dato tutto negli ultimi 3 minuti. 8 minuti meno un secondo da giocare. Tutto. Può succedere di tutto. Al volo andiamo sulle altre partite. Trissino passa 2-0. CGC Bassano 2 pari. Follonica 4-3 su Lodi. Giovinazzo 3-1 su Grosseto. Breganze 3-2, lo state vedendo. Sarzana, dopo aver trovato il vantaggio, ora è sotto di un gol, 3-2 col Novara. Eccoci qua, 2 sirene suonate, 479 secondi. Ci separano dalla fine di questa disputa. Si pulisce il palchè reo di umidità. Rientra Lopez. Tornano col quartetto iniziale.
torna col quartetto iniziare mister Crudeli Roberto. Puccinelli, Volpe, Pietro, Agostini, doppietta anche per lui. Puccinelli, bomba, attenzione, stecca bassa, la fa scendere Agostini, riparte Lopez, il giocatore che ha aperto le marcature. Suo l'1-0 a inizio primo tempo. Poi la carambola dei gol è 2-0 Forte, 2-1 Breganze, 3-1 Forte, 3-2 Breganze. 7 minuti in questo momento da giocare. Attenzione, riparte Agostini, Agostini, Volpe, Agostini! L'ha presa Gnata e l'ha mandata al cielo, la palla però rientra, può ripartire Forte. Ballestero si appoggia a Bozzetto. Ballestrero. Cosa tira fuori? Taglia Pietra che la spazza in tribuna, deve alzarsi lui per buttare fuori la palla. Attenzione perché arriva un warning a, aspetta che lo vediamo, appena lo registrano. Un altro time out, questa volta chiesto dalla panchina di Breganze. Non è ancora uscito chi del Breganze sia stato tacciato di cattiveria e si sia meritato un warning. Arriverà con calma, a parte che gli altri warning non sono stati registrati e quindi il tabellone non può riportarli. Rimaniamo fermi col time out, che il tabellone deve essere ancora aggiornato. Ecco qua, adesso vi dico tutto. Sì. Time out del Forte e ora time out del Breganze. Nulla da registrare se non il warning tra questi due time out. Torniamo in campo, Lopez scarica su Bozzetto. Bozzetto, bello il passaggio in mezzo al volo di Dualde, niente di fatto però. Lopez, Ballestrero. Bozzetto. Gnata. Gnata, ce l'avevo in testa perché volevo intervistarlo. Contrasto, la palla finisce nella rete di contenimento, la riprende, la fa ripartire Volpe. Cairo è andato a riposarsi, capitano Agostini, l'autore della doppietta. Non ne farei mai a meno, fosse un mister Di Pietro in campo. Ora ha bisogno però di rifiatare, sicuramente lo schiererà negli ultimi minuti. Dovesse essere la partita in bilico, il maggior realizzatore questa sera. Con la doppietta è andato a recuperare e superare il compagno Cairo, che era fermo a 16, Pietro era a 15. Pareggio e sorpasso. Torniamo in campo Bozzetto, Ballestrero. Dualde, Sebastian, Bozzetto, Thomas Lopez, Liam Bozzetto finisce nel corner,
Poi palla recuperata da Breganze, riesce a partire veloce Volpe, vediamo cosa si inventa, una bomba da fuori, la traiettoria c'era, il casco di Ricchignata dice di no alla bomba di Volpe che era ben indirizzata. (4:36) alla fine del primo tempo. Chissà. Cairo deve accendere un po' le polveri Breganze. Un pareggio servirebbe per rafforzare la convinzione dei ragazzi di Nestor Perea. Pronti alla balaustra. Agostini Pietro. E il giovane Antonio Tagliapietra, visto che Giovanni è dentro, attenzione Lopez la vuole finire qua e qua la finisce. Era partito cattivo, lo avevo visto, e questa sa di sentenza sulla partita. A 4 minuti abbondanti dalla fine ritrova il doppio vantaggio. Bella angolazione, ma poteva fare qualcosa di più il nostro portierone. Poi vabbè, vacci tu. Volpe, Puccinelli. Ci vorrebbe subito come prima il pareggione e il gollonzo, il gol insomma. Intanto casualità, siamo sulla stesso risultato maturato a Forte a gennaio. Vediamo se ci scosteremo. Qua ce l'auguriamo che sia in favore di Breganze. Scivola Sebastian Dualde, Lopez la spazza a fondo dall'altra parte. Pietro a momenti va in tripletta. Di un soffio alto sopra la traversa il suo fendente. Cairo protegge palla. Recupera. È entrato Agostini, è riuscito Puccinelli, ora entra un Tagliapietra per un altro. Il mediano per il giovane. Agostini in mezzo. Legge tutto Thomas Lopez, ferma il fendente destinato a Tagliapietra. Pallestrero, Dualde cerca il giro per lo spazio per girarsi, non ce la fa, riparte a Tagliapietra. Antonio avanti, Tagliapietra cerca l'impossibile in mezzo a due. Attenzione, si lotta sotto di noi, alla meglio però Pallestrero, ma poi la palla esce. Volpe Tagliapietra, c'era Agostini, fischio in favore di Breganze. Avrebbero chiesto la regola del vantaggio. Attimo di riflessione mentre si asciuga il palquet. Nestor chiama, lo sfrutta a modo di time out. Chiama i suoi alla lavagnetta. Solo uno ne sgancia.
Si riparte, Cairo, Agostini, parte da distante, va Cairo a coprire Agostini, parata, proprio una parata quella di Dualde. Cairo, Agostini, Volpe. Volpe ci prova sui pattini, un po' sprecato questo tentativo. Nulla di fatto per Bozzetto, siamo già dall'altra parte. Cairo ma è tutto solo. Deve aspettare che rientrino Tagliapietra e Agostini. Tagliapietra. Fischia. Crudeli. Buonanotte. Davoli. Prova a ripartire il forte, 1 minuto. C'è poco da giocare ormai. Peccato. Siamo alla 26esima, a parte le 2 vittorie. Breganze va incontro alla 24esima sconfitta. (13 giocate in casa). 12 sconfitte e 1 vittoria contro Giovinazzo, 13 giocate in trasferta, 12 sconfitte e 1 vittoria, proprio quella contro il Forte a gennaio 2026. Sembra ieri, invece già passato tutto il girone di ritorno. Finisce con stasera, con questi tutti in pista, la regular season. C'è spazio per gli ultimi 23 secondi. Trissino dilaga 5-0 su Valdagno. CGC Bassano ancora sul 4-2, sul 2 pari. Follonica 4-3 sul Lodi. 4-1 del Giovinazzo sul Grosseto. Breganze sotto 2-4, stesso risultato dell'andata, parti inverse. Sarzana 2, Novara 3. Dovrebbero essere gli ultimi secondi un po' per tutti, perché qua siamo stati fermi tanto per riparare la rete. 70 centesimi di secondo, manco il tempo di un battito di ciglio, arriverà la sirena. E quindi noi vi salutiamo per la regular season. Rimane tutto invariato in fondo alla classifica, rimane invariato anche nell'alta, se non che il Valdagno si ferma al 4° posto e quindi il 3° posto se lo aggiudica il Viareggio. Il Viareggio, che vediamo un po', CGC Viareggio e 2 pari, guadagna 1 punto, almeno che il Bassano non gli faccio scherzetta all'ultimo. Comunque per differenza o incontri era davanti il CGC. Quindi la classifica della regular season dice che Trissino, Bassano, Viareggio, Valdagno, Monza, Lodi, Grosseto, Follonica, Sarzana, Forte dei Marmi, Novara, Giovinazzo, Castiglione e Breganze. Signori, tutti pronti per i play-out e play-off. Ci vediamo a breve. Da Desmo e Max è tutto. È tutto. Ci vediamo a breve. Ciao ciao e buon sabato.